La cooperativa Nuovi Spazi è nata nel 2001. È nata, diciamo, da un gruppo di 9 donne, per cui sulla scia, insomma, di un progetto sull'imprenditoria femminile. Cooperativa che è nata come diciamo ha inizialmente, insomma, gestito servizi rivolti a bambini della scuola del nido, insomma, così, cioè i primi progetti avevano a che vedere proprio con la gestione di un piccolo nido, insomma, così, e poi di alcuni centri estivi, e poi negli anni ha iniziato a svilupparsi grazie anche proprio alla collaborazione con il territorio. Ha sviluppato altri tipi di servizi. Diciamo, da un lato sicuramente rispondendo a quello che il territorio richiedeva come bisogno, e anche come dire, presentando alcuni progetti innovativi. Diciamo che nel giro di 5-6 anni la cooperativa si è sviluppata, insomma, da 9 soci, col fatto che poi abbiamo iniziato a gestire altri nidi, siamo arrivati a una quarantina di soci. Negli ultimi anni abbiamo sentito, insomma, come dire, in un certo senso anche il senso morale, insomma, no? Di lavorare in questo ambito qui. Finora gestito sempre situazioni di donne con bambini e anche bambini. Però, come dire, la nostra intenzione è anche di lavorare con gli adulti, insomma, con i maschi, insomma, con gli uomini, insomma, proprio per le nostre caratteristiche, per le caratteristiche della nostra cooperativa, diciamo, che lavora soprattutto con i minori, esplorare anche l'ambito dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Insomma, questo è un ambito che ci piacerebbe sviluppare, pur sapendo la complessità, insomma. Però l'appartamento è dedicato a 5 persone, appunto adulti o donne con bambini di fatto. È piccolino e quindi dedicato proprio rispetto anche ai parametri che ci ha dato la prefettura proprio per questo tipo di accoglienza. È stato un primo esperimento di accoglienza diffusa. Intanto come sta andando e se eravate preparati a questo? Direi che attraverso la formazione data dal consorzio e dalle altre cooperative che comunque ci hanno supportato, direi che la preparazione c'era, ci si sentiva pronte. Queste persone lavorano, hanno delle attività extra? E stanno seguendo dei tirocini di lavoro in questo momento, si sta cercando poi di accompagnarli. Innanzitutto sono arrivate veramente da poco e quindi stanno andando a scuola, imparando l'italiano, e in questo momento si sta attivando la ricerca del lavoro attraverso i canali ufficiali e di tirocinio. No, sono donne che convivono insieme, quindi nelle relazioni normali di convivenza tra donne adulte, nella gestione proprio, quindi.